i vari cambiamenti all'interno di questa Fortitudo che finora non ha mai trovato quella continuità necessaria per splendere. Splende intanto in questo inizio di partita Andrea De Nicolao. Questa prima è sicuramente importante per lui e per tutta la squadra. Ora prende il tiro da 3 in transizione, secondo bersaglio in fila per Mattia Palumbo. La Fortitudo torna a -1. Bologna, Withers consegna per Adrian Banks il solito end off, lo scarico per Withers che tira da 3 punti sul pick and pop, gran canestro. Fortitudo avanti 11-6 e il time out di Walter De Raffaele, soprattutto dalla difesa della Fortitudo. Ancora lo split di Adrian Banks che appoggia, sbaglia, arriva ancora Totè, non tagliato fuori. Partita da 17 punti in Eurocup quest'anno. Qui intanto Chappell riapre bene per Stone, la ricezione non è facile, però Stone attacca, appoggia al secondo ferro, il tiro morbido. È tornato nel frattempo Mitchell Watt e comunque la sua presenza si sente, mentre qui, a proposito di srotolarsi le braccia interminabili di quel ragno che è Austin Daye, viene preso, scusate, da Mancinelli, il ribaltamento per Stone, dentro per Mitchell Watt, l'isolamento in post medio, poi Watt con un gioco di prestigio spezza il raddoppio, passo in avanti senza fare alcuna infrazione. Buona della difesa di Bologna, Watt ribalta per De Nicolao che prende il tiro da 3 punti, va a bersaglio, seconda bomba della partita. Qui un po' banale e un po' sufficiente il tentativo di Daye, non è sufficiente, è molto molto importante la giocata di Adrian Banks che va ancora una volta dritta al ferro. Qui intanto l'attacco della Lavoro Più, Fantinelli gioca a 2 con Hunter, riapre per Withers che attacca benissimo, campo aperto per la gran schiacciata tonante di Todd Withers. Aspetto l'uscita di De Nicolao che di fatto è diventato il primo riferimento offensivo della squadra. Qui bella riapertura nell'angolo per il tiro da 3 punti di Austin Daye, è tornato e ce lo fa vedere. Qui intanto bel triangolo, Totè si fa libero sotto il canestro, riceve e appoggia. Ormai così hanno deciso e quindi si ritorna a giocare. Bramos con lo step back laterale, ecco, secondo giro, secondo tiro e secondo regalo. È chiaro che le difficoltà siano aumentate per la squadra di Luca Dal Monte, si è ripresa a giocare, primo attacco per Venezia, la solita piuma nell'inferno del Paladozza. Certamente il fattore ambientale scusate, sta mancando molto alla F, invece non manca la presenza di Stefano Mancinelli, ma Adrian Banks è un giocatore importante che ha dato tanto a Brindisi, mentre Michael Bramos ha dato tanto e continua a dare molto. 1994, mentre qui ancora con il bis Fletcher riceve e schiaccia. Brutto tap out da parte di Withers perché regala di fatto il pallone nuovamente a Venezia. Gran palla di Daye per il layup di Julian Stone, 1 contro 1 con De Nicolao, arriva il raddoppio di Stone, si torna da Withers, palla che gira sull'arco, il tiro da 3 di Gerardo Sabatini, questa è pesantissima, anche di Totè e perché no di Gerardo Sabatini. Intanto Bramos ancora senza coscienza con la bomba del -1, la quinta della sua partita. Stone 8 secondi, vediamo, prende il tiro da 3 completamente sfidato, lo sbaglia, rimbalzo di Totè, poi palla nelle mani di Banks e c'è il fallo e mette la parola fine su questa partita. C'è l'intercetto di Totè e al suono della sirena vince la Fortitudo, Lavoro Più Bologna.